macchina che usiamo oggi è appunto una segheria mobile, adesso è già pronta in assetto per tagliare e praticamente possiamo andare sul luogo dove vengono tagliati gli alberi, sempre che ci sia lo spazio per arrivarci chiaramente, e riusciamo a tagliare i tronchi in tavole appunto già in bosco. Noi abbiamo aderito con molto piacere al progetto LIFE e siamo veramente anche contenti di essere qui in questa dimostrazione. Il nostro lavoro come consorzio in particolare è quello di valorizzare sostanzialmente il principio della filiera corta e quindi valorizzare sostanzialmente l'utilizzazione del legno locale, del legno che si produce nella nostra regione Veneto, facendo sì che alla fine il valore aggiunto possa rimanere diciamo, a vantaggio delle nostre imprese. Abbiamo fatto questa operazione di taglio di questa pianta nel bosco di Palù. È una pianta di rover, è una farnia, è una buona pianta, non presenta al primo taglio di segaggione, al primo momento a taglio fresco, nessun difetto evidente, presenta un'ottima fibratura, una bella vena e un bel colore omogeneo. È un tipo di produzione che può essere utilizzata dall'utente, dal proprietario del fondo per utilizzi personali, non sono volumi molto grandi, ma ci si può arrivare a realizzare un proprio prodotto, un proprio mobile proveniente dal proprio fondo, dal proprio terreno, che può dare anche delle soddisfazioni di per sé come oggetto.